Bella raga, ciao a tutti, il comandone veneziano. Allora ragazzi, siamo su Football Manager, siamo con il Leeds e siamo nella fase di mercato e siamo nel 18 gennaio 2014. Allora, nell'ultimo video non ho ricevuto tantissimi consigli, anzi mi avete detto di non comprare nessuno, solo qualche giovane per non snaturare la squadra, visto che insomma hai trovato questo equilibrio perfetto. Quindi è meglio sinceramente non andare a fare troppi acquisti perché comunque siamo primi e magari vai a togliere lo spogliatoio, vai a incasinare lo spogliatoio. Cosa ho fatto allora? Ho fatto un mercato io in queste 2 settimane, infatti ho fatto anche una partita ragazzi contro lo Sheffield che era ultimo e tanto vinco sicuro, invece ho pareggiato 2-2. Quindi vabbè, insomma, siamo ancora a 7 punti comunque dal Nottingham. Allora cosa ho fatto? Ho venduto un po' di giocatori. Ora, quelli che ho venduto senza contropartite sono Harris, Hunt e Green. E quindi insomma ho ricavato qualcosina. Poi però cosa ho fatto? Sì, circa, non tantissimo, 7, 1 milione e 5, 1 milione e 6, quindi non proprio cose indescrivibili. Diciamo che Green era quello più costoso con 700.000 euro. Il fatto è che invece sono riuscito a trovare, grazie agli osservatori, due o tre giovani interessanti. Allora, uno è anche mi è costato, però perché ha fatto anche una cessione, spero di non pentirmene, perché comunque ha fatto bene finora, però ha fatto uno scambio più 4 milioni di euro, che ne avevo 5 comunque, più quello che ho preso 6 delle cessioni. Allora ho preso intanto un terzino fluidificante sinistro, considerato veramente forte dai miei osservatori, che magari possono anche sbagliarsi, perché comunque non sono impeccabili, Alex Grimaldo, che sinceramente non conosco, del Barcellona B che è arrivato. Questo è un buon, chissà, speriamo sia un buon acquisto, 18 anni. Poi ho preso, che questo invece lo conosco perché l'ho visto giocare con il Chelsea, Jeremy Boga, che questo deve praticamente essere il sostituto di Diouf che è venduto per il prossimo anno, che va via a parametro zero. Lui diciamo che è trequartista centrale, però fa perfettamente anche sinistro e destra. E questo ragazzi sembra un buon giovane, 17 anni, giovanissimo, non ha ancora parametri mostruosi, soprattutto nelle parti mentali è molto scarso, però non sembra di certo male. E comunque mi dà 4 stelle e mezzo. Insomma, non è detto perché le stelle possono calare, quindi le stelle non puoi farci troppo affidamento, purtroppo ho avuto anche 5 stelle che poi sono state delle merde. Però insomma sembra comunque buono. E per l'attacco invece, questo invece l'ho pagato 4 milioni più McCormack, ragazzi, l'ho venduto, è giovanissimo anche lui. E comunque mi ha già dimostrato di essere un buon giocatore, anche insomma gli osservatori mi hanno detto che McCormack era forte, però ho voluto rischiare e dallo Stoccardo ho preso Timo Werner, ragazzi, e questo secondo me è un giovane interessantissimo, mi dà 5 stelle, ragazzo prodigio. Cioè, l'ho pagato tanto perché l'ho pagato tanto, però ragazzi sembra forte, sembra veramente forte. Chiaramente McCormack è stata una cessione dolorosa perché ripeto anche lui giovane aveva già fatto una decina di gol e tutto, però voglio rischiare, ci dobbiamo divertire ragazzi, questo è l'obiettivo. E quindi insomma questa è la storia. Per il resto la squadra è la stessa, chiaramente per il momento, ecco, mettiamo il numero di Boga, mettiamo... Ma mettiamolo il 10, dai, responsabilizziamo sto giovane 7, perché comunque io voglio deve subito giocare, sto qua. Deve crescere, sto facendo fare allenamenti proprio pesanti, ecco un consiglio su Football Manager, fare allenamenti nelle cose specifiche perché possono crescere in maniera devastante, cioè è una roba incredibile. Siamo contro l'Einster, cerchiamo di fare una buona prestazione, ma nel secondo tempo proviamo anche gli acquisti, soprattutto se le cose vanno bene. Vai, Diouf. Attenzione Doria, mamma mia. Il figlio di Schmeichel para. Vai, Diouf, che il prossimo anno lascia il Leeds che vuole andare via a parametro zero, maledetto. Vai, Fioi, bravo. Hostin, Lidley, Nobel, Martins, Diouf. Offside, porca troia. Offside di Diouf, peccato, una buona azione. Kieron Dyer, King, bravo Summer. Dai ragazzi, dai. Rinvio di Schmeichel. King, Dyer.
Bravo Warnock, Teo Fioi, però sveglia, dai, era ancora. Gol, 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 gol. Chris Wood, 1-0 Leicester. Porca puttana. Ragazzi, stiamo tranquilli. Possiamo ancora tranquillamente recuperare Ocampos, Ocampos, Ocampos! Diouf! E questa volta è buono! El Hagi! Diouf! 1-1 Leeds! Molto bene, molto molto bene. Primo tempo però abbastanza fiappo, eh? Fine primo tempo, ragazzi. Fine primo tempo. Energico. E va a cagare, però. E la proviamo. Timo Werner. Vediamo cosa può fare questo sbarbatello che si deve fare le ossa qua in Serie B per poi dominare in Serie A. Diouf, speriamo di azzeccare l'acquisto. Tira, tira! Non ci credo, non ci credo. Beck. Lees. Warnock. Hostin. Diouf. Warnock, Warnock, Warnock. Qualcuno! Cosa ha parato su Campos il portiere? Cosa ha parato su Campos? Incredibile, ragazzi. Incredible. Pazzesco. James. Gol. No, stiamo giocando di merda, però grandissimo Werner, dai. Però stiamo giocando male, fioi. Stiamo giocando male. Watton per Lees e Jeremy Boga per Ocampos, che non mi è proprio piaciuto oggi. Male, male Ocampos, si è mangiato anche un gol fatto. 2 17enni ragazzi in campo, solo il Come può fare ste pazzie. L'Huddersfield in vantaggio. Cazzo, ho pareggiato 2-2 prima con lo Sheffield che era ultimo, non vorrei cominciare una striscia negativa. Boga. Ludley. Vai Boga, mettila in mezzo, mettila in mezzo e subito! Timo Werner e Boga ragazzi! Incredibile, assist di Boga, gol di Werner. Oh madonna, grandissimo Lezza. Dai che il Cume azzecca gli acquisti, dai che il Cume li azzecca. Molto bene. Ti prego Fischia, partita non meritatissima, però andiamo a vincerla, non ci credo, assist di Boga, gol di Werner. It's incredible, it's incredible. E finisce 2-1, mamma mia, non ci credo. La giornata perfetta, ragazzi. La giornata perfetta. Molto tutti contenti e si gode. Vediamo cosa hanno fatto le altre. 9 punti di vantaggio perché il Nottingham ha pareggiato e l'Huddersfield ha pareggiato, mamma mia, più 9, si gode. Vai ragazzi, andiamo, ultima partita del video, ce ne spariamo 2 perché voglio provare i 3 acquisti insieme, siamo contro l'ultima, fioi, sono 24esimi, Grimaldo, Boga e Werner, e purtroppo il buon Nobel è infortunato pochi giorni, siamo contro l'Ipswich in casa, cioè non voglio neanche pensare di non vincere con questi qua, cioè ragazzi, dai, portiamo a casa sta partita che ormai secondo me la promozione, ma salvo veramente cataclismi è nostra, cioè, e anche al primo posto. Eccoci qua, ha vinto l'Huddersfield, ma comunque, dai che vinciamo, dai che la vinciamo, dai che la vinciamo. Vai, mentalità offensiva, voglio un calcio bailato, ragazzi, che godimento, prima partita insieme di Werner e che quanta che pioggia, ragazzi, e Boga, assist di Boga, gol di Werner, ragazzi, veramente godimento. Adesso vediamo Grimaldone, dai che il Cume sta portando buoni acquisti, attenzione qua c'è il campo mezzo ghiacciato, Occhio, campo mezzo innevato, è incredibile, pioggia misto neve. Occhio Anderson, bravi, dai, 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 che roba nostra, dai, che roba nostra.
Dai cazzo, siamo con gli ultimi però. Siamo con gli ultimi. Siamo già al 40esimo, raga. Siamo già al 40esimo. E per il momento niente di positivo. Mamma mia, che primo tempo di merda, ragazzi. Dai, siamo fioi. Non sono felice della prestazione, dai. Sembra carico, svegliamoci, sta ripresa. Ladley. Cracker Doria. Beck. 53esimo, non abbiamo ancora fatto un'azione praticamente. Dai, anche l'1-0 va bene. Austin. Vai Boga. Boga a sinistra adesso, Boga. Bravissimo, Campos! Mamma mia, sti giovani pazzi, sti 17enni del Leeds dominano. Boga. Bello, bel cross questo. Beh, chiaramente non possiamo pretendere numeri da un 18enne comunque. Facciamo. Forse ho azzardato un po' troppo. Ho capito che sono forti, però sono anche giovani. Vai Oba. Anche Austin è distrutto, ragazzi. E allora andiamo di Luke Murphy. Vai Luke. Domina il mondo, Luke. Anche il campo pesante, le condizioni climatiche non aiutano, però ci sono anche per loro. Dai fioi. 70esimo. Vai Boga. Vai Campos, rigore. E c'è il gol ancora di Timo Werner. 2 partite, 2 gol. Mamma mia ragazzi, cosa ho preso. Mamma mia, cosa ho preso, ragazzi. Sono scioccato dall'inizio di Werner nel nostro calcio. Ocampos. E c'è il 3-0 Leeds. Scusate, il 2-0 Leeds. Autorete di Tavernello. Autorete di Tavernello, ragazzi. Buono. Ma ragazzi, Timo ha cominciato in maniera devastante. E ha parametri buoni, ma sicuramente non ancora da fenomeno, anzi. L'Huddersfield pareggia. Dai, fischianiamo a casa con sto clima qua, natalizio, neve, pioggia, di tutto. Bravi, vai Kramer. Sti giovani pazzi del Leeds mi stanno dando tante soddisfazioni. Liz, Cracker Doria, Kramer, Ladley, Beck, Ocampos, Kramer, Beck, Ocampos, Kramer, Ocampos, Grimaldo, Diouf, tensione, Oba, Martins, 15esimo gol per l'esperto attaccante nigeriano, 3-0 e a casa. L'Huddersfield ha segnato il 90esimo, non ci credo. Che sfiga, comunque andiamo a vincere all'Ellen Road 3-0. Ragazzi, campagna acquisti tranquilla, nel senso ho speso il giusto, ma 3 giovani positivi, vediamo cosa ha fatto. Grimaldo ha preso un buon 7.6, ragazzi, tutti bene, non è che era proprio una partita semplice, però sono soddisfatto, fioi. Qua rischiamo di fare 100 punti se andiamo avanti così, Buono raga, il Leeds continua alla grande, i 3 acquisti mi sono piaciuti. Un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.